Live from Vinitaly on Web, eccoci ancora qua e quindi i giovani nel mondo del vino, Marco Cecchini e Elena Parovel. Marco, perché? Perché giovani nel vino? Esatto. Perché il vino è parte di agricoltura e l'agricoltura è alla base della nostra economia, è un rilancio territoriale, non può che non venire dall'agricoltura e quindi di conseguenza anche dal vino. E in seconda battuta perché è un lavoro bellissimo, nobile se vogliamo, matto e disperato, che solo un giovane può fare. Ma tu scusa, non hai fatto studi? Io ho studi totalmente differenti, vengo dall'economia, però è un lavoro che mi piace e credo che una delle cose che preferisco fare sempre prima di presentare la mia azienda è comunicare il mio territorio, che oggi è ancora poco conosciuto e in realtà merita di essere lanciato e rilanciato soprattutto. E lo facciamo attraverso il vino. Complimenti Marco. Elena Parovel, azienda Parovel. Dov'è l'azienda Parovel? Siamo a Trieste, nella zona della Val Rosandra, parco naturale. Sono la quarta generazione, quindi cosa dire? Giovani nel mondo del vino, dell'agricoltura. Noi produciamo anche olio extravergine, tergeste DOP. Forse passerei le sensazioni che io sento quando mi sveglio la mattina. Vedo le vigne, mi ricordo quando andavo nelle vigne con mio padre, lavoravo sempre accanto a mamma, papà, insomma. E siamo cresciuti in questo ambiente che posso dire, io ce l'ho proprio nel sangue, mio fratello fa i vini, segue il frantoio, l'olio. E si può visitare il frantoio? Sì, si può visitare tutto, anzi venite pure e divertitevi sicuramente a cantine aperte che lo facciamo ogni anno, ma quello che volevo dire effettivamente è che i giovani sicuramente portiamo, ma come ogni generazione lo fa, aria nuova, quindi idee nuove per il futuro, sì pensando al passato, ma dobbiamo vedere il futuro cosa ci porterà, senza piangerci troppo addosso. Ecco. Perfetto, e quindi se volete farvelo raccontare di persona vi aspettiamo tutti a cantine aperte.